Chiediamo che venga data corretta ed integrale applicazione dell'articolo 52 del Codice Penale, che sancisce il diritto del cittadino onesto di potersi difendere nel caso in cui sia aggredito o nella propria abitazione o nel proprio luogo di lavoro dai criminali. Moltissimi sono i casi di cittadini che sono aggrediti e che solo per aver tentato di difendere o il proprio patrimonio o la propria famiglia sono incriminati o per eccesso di legittima difesa o peggio per omicidio volontario. Riteniamo alquanto singolare che le istituzioni con questa interpretazione della norma diano l'impressione di schierarsi più dalla parte dei criminali che non dalla parte dei cittadini onesti. L'impressione che si dà è che il cittadino onesto sia vittima due volte. La prima volta vittima dei criminali, la seconda volta vittima delle istituzioni che appunto sembrano schierarsi dalla parte dei delinquenti. Noi vogliamo ringraziare le forze dell'ordine che nonostante gli scarsi mesi a disposizione fanno tutto il possibile per acciuffare questi criminali e assicurare la giustizia, ma spesso vediamo questi criminali dopo pochi giorni girare liberamente per le strade perché la giustizia in Italia forse viene applicata in maniera alquanto singolare. Noi vogliamo che le istituzioni si schierino sempre dalla parte dei cittadini onesti senza se e senza ma. Se lo Stato non riesce con i propri strumenti a garantire la sicurezza dei nostri concittadini, vogliamo che i cittadini onesti siano messi nelle condizioni di potersi difendere senza passare dalla parte del torto solo per aver cercato di difendere l'incolumità dei propri familiari. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le istituzioni, prima di tutto dando un alto là al governo che ha già annunciato attraverso il Presidente del Consiglio di voler disarmare i cittadini italiani togliendo loro la possibilità di detenere legalmente delle armi in casa, e non si preoccupa questo governo invece di disarmare i tantissimi criminali che girano per il nostro territorio, che non hanno né porto d'armi né hanno alcun tipo di legittimazione, ma che possono trovare tranquillamente sul mercato nero queste armi che servono loro per delinquere. Vogliamo ricordare che coloro che detengono legalmente un'arma in casa, la detengono dovendo esibire annualmente di essere nel pieno possesso dei requisiti psicofisici per detenere quest'arma. Quindi il governo non deve disarmare i cittadini onesti, anzi deve dare loro la possibilità di potersi difendere se aggrediti in casa propria, deve disarmare i delinquenti, e sia di provenienza nazionale che di provenienza internazionale di questi delinquenti il nostro Paese ne vede fin troppi circolare per le strade.